Nel capitolo 12 del suo Vangelo, Luca raccoglie un insegnamento di Gesù sulla fine dei tempi, ma insiste soprattutto sull'esortazione alla vigilanza. In questa 19ª domenica del tempo ordinario, il tema dunque è quello dell'essere svegli, persone sveglie, non addormentate, capaci di capire che cosa sta succedendo, coscienti di essere in relazione con il Signore. Non temere, piccolo gregge, dice Gesù ai suoi discepoli, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Questa è una parola fondativa. È una parola di speranza, di consolazione, è un fatto. Al Padre vostro che è nei cieli è piaciuto. Egli ha avuto questo piacere, ha fatto questo gesto di benevolenza, vi ha dato il suo regno. Cioè vi ha dato la sua vita, vi ha resi partecipi della sua stessa esistenza divina. Siete un piccolo gregge, mandati come agnelli in mezzo ai lupi. Siete piccoli, siete poveri, siete deboli, ma avete una potenza immensa che è l'amore del Padre, che è dalla vostra parte. Quindi vendete quello che possedete, datelo in elemosina. Elemosine in greco vuol dire misericordia, atteggiamento di bontà che si rende conto del bisogno degli altri. Fatevi delle borse che non invecchiano. Mettete insieme un tesoro nei cieli. Continua il discorso che avevamo iniziato domenica scorsa. Arricchire davanti a Dio. I ladri non vi possono rubare quel tesoro. Tutto il resto è vanità. Dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. Il cuore è la persona, non le cose. Valorizza le persone, non le cose. State pronti e svegli. Essere svegli in attesa del Signore che viene vuol dire distaccare il cuore dalle cose, dai possedimenti, e attaccare il cuore alla persona di Gesù e attendere la sua venuta gloriosa. Beati quei servi che il padrone, quando verrà, troverà svegli. In verità vi dico, si cingerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà svegli, beati loro. Ricordiamo bene questo passaggio, perché fra qualche domenica ci servirà. Ricordiamo che Gesù promette, se venendo vi troverò svegli, mi metterò il grembiule, vi farò sedere a tavola e passerò io a servire voi. È una grande promessa del Signore che si impegna ad abbassarsi se i servi lo aspettano, se stanno svegli e aderiscono a Lui e accolgono quello che Lui dice. La prima lettura ci prepara a questo testo evangelico sottolineando l'atteggiamento sveglio degli ebrei nella notte di Pasqua. Pochi versetti dal libro della Sapienza, testo scritto direttamente in greco ad Alessandria d'Egitto nel I secolo a.C., scritto da un saggio giudeo di lingua greca che viveva in un ambiente dove la comunità ebraica, pur molto numerosa, era un po' disprezzata perché i greci avevano questo atteggiamento di superiorità e disprezzavano tutto ciò che non era greco definendolo barbaro.
Questa dunque è una letteratura di barbari che però sono fieri della loro tradizione. E l'autore del libro della Sapienza ripensa all'Esodo mettendo in contrasto egiziani ed ebrei. Vivendo ad Alessandria d'Egitto, ormai città greca, di fatto però aveva come concittadini degli egiziani. E quindi si ripete quel contrasto che era stato fortissimo nel momento della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. La notte della liberazione fu annunciata ai nostri padri perché avessero coraggio. I nostri padri in quella notte di veglia erano in attesa, offrivano sacrifici in segreto, si erano imposti questa legge, condividere tutto, intonando le lodi dei padri. È un testo poetico, di non facile comprensione, leggermente barocco per i nostri gusti, ma quello che intende dire è i nostri padri nella notte della liberazione erano svegli, attenti, pronti, cantavano le lodi del Signore, facevano memoria della promessa di Dio, non avevano lasciato cadere quel ricordo. Anche noi siamo invitati a essere servi vigilanti, svegli, cioè non attaccare il cuore alle vanità che passano. Beato il popolo scelto dal Signore, dice il Salmo 32. Lo ripetiamo noi con insistenza. Beati noi, popolo del Signore, beati noi se il Signore ci trova svegli. Inizia in questa domenica la lettura semicontinua della lettera agli Ebrei, però la iniziamo dal capitolo 11 e ci è proposto proprio questo capitolo che contiene una lunga carrellata di ritratti di personaggi biblici elogiati per la loro fede. Il primo versetto del capitolo ci dice che cos'è la fede. La fede è fondamento di ciò che si spera ed è prova di ciò che non si vede. La fede è fondamento, è una idea importantissima. Fede è solidità, non opinione. Fede è la solidità di Cristo, è la roccia su cui noi fondiamo la nostra vita. Abramo e Mosè sono elogiati da Dio insieme a molti altri come uomini di fede, uomini fondati, hanno ricevuto le promesse, si sono fidati, si sono messi in cammino, hanno accettato quella parola, sono stati servi svegli, hanno ottenuto quello che il Signore aveva loro promesso. Il discorso vale per noi. Siamo svegli e non addormentati. Non addormentiamoci nelle cose del mondo, abbandonandoci alle cupidigie